giudice di fronte a un licenziamento non giusto non può più reintegrare il lavoratore, questa ingiustizia è insanabile, crolla il nostro ordinamento. Per questo noi abbiamo reagito con forza e questa posizione, che naturalmente era già nelle corde del PD, è diventata una battaglia e l'abbiamo vinta in 10 giorni insieme al movimento sindacale unito, perché guardate, in questi anni, io dico una cosa di cui sono molto convinto, in questi anni CGIL e CISL e UIL hanno preso strade diverse, non sarà più possibile forse l'unità sindacale come l'abbiamo immaginata a più riprese, prima negli anni 70 e poi all'inizio degli anni 90, però se in questo momento, con questa furia dei mercati all'estero, con questa difficoltà in Italia, i sindacati, soprattutto CGIL, CISL e UIL, che sono il cuore del movimento operaio, della cultura del movimento operaio in Italia, non assumono progressivamente, rapidamente un'unità d'azione, rischiano di essere spazzati via. Lo sentite cosa dicono quelli del governo? Si vantano del fatto che non c'è più la concertazione. La concertazione non è un'istituzione, è stata una modalità concreta con cui in alcuni momenti storici si sono realizzate, come al tempo di Ciampi, un grande patto tra le parti sociali. Vogliono fare a meno del sindacato, come vogliono fare a meno dei partiti. Non vogliono che le persone si mettano insieme. Dobbiamo essere molto responsabili, molto lungimiranti e avere a cuore esattamente il futuro della nostra dimensione comunitaria, dell'elemento di fraternità che c'è in ogni battaglia politica. Ogni giorno vediamo attraverso i vari canali informativi di soldi rubati, spariti o spesi per scopi personali. È possibile che questo susciti un senso di antipolitica, per quale potrebbe essere un'eventuale idea di fuga? Sì, c'è, gli episodi di cui parli te sono gravissimi e guarda, io dico, sono più gravi per noi, sono più inaccettabili per noi che crediamo in queste cose, che ci siano delle persone che addirittura distraggano dei fondi pubblici o dei soldi del partito per fini privatissimi, famiglie, appartamenti, cioè, stiamo vedendo delle cose inqualificabili, degli imbrogli inaccettabili, delle cose che fanno rivoltare lo stomaco, ma fanno rivoltare lo stomaco di più a noi che crediamo che la politica è lo strumento con cui la povera gente può cambiare, può dire la loro. La povera gente può avere voce in capitolo, perché guardate che quelli che hanno i soldi non hanno bisogno della politica, non la vogliono la politica, più discredito c'è nella politica e meglio stanno. Per loro questi episodi di corruzione sono un grande strumento comunicativo per scoraggiare le persone. Noi invece dovremmo essere così arrabbiati con questi qui che gli dovremmo strappare i capelli con i denti, perché questi ci stanno impedendo a noi che crediamo che la politica può diventare uno strumento per cambiare le cose, ci stanno impedendo a noi di agire molto più che a loro, a quelli che fanno la propaganda e che raccontano della casta e che sono tutti uguali eccetera, con parole preconfezionate, tra l'altro prese pari pari dalla propaganda di Mussolini tra la fine della prima guerra mondiale e l'avvento del fascismo, con gli stessi argomenti. Cosa bisogna fare? Certamente bisogna fare delle cose drastiche, serie. Io mi auguro che il PD, il centrosinistra, sia capace di dare una risposta adeguata sul terreno dei controlli dei finanziamenti pubblici, sul terreno della riduzione dei finanziamenti, nella misura in cui, insomma, in una misura compatibile con la crisi che stanno vivendo le famiglie, perché è chiaro che le famiglie stanno ridimensionando i loro orizzonti di vita, sono preoccupati per i figli e quindi tutto quello che avviene nel pubblico deve seguire lo stesso andamento. I controlli devono essere severi. Io sono un sostenitore del finanziamento pubblico,
Il finanziamento pubblico deve essere sempre pubblico nel momento in cui viene data la somma, il pubblico lo deve controllare sempre, non è possibile che il partito gestisca privatamente un finanziamento pubblico. Se il finanziamento è pubblico, in qualunque momento un'istituzione pubblica deve poterlo controllare. È inaccettabile che un partito, ad esempio, che mettiamo il PD, facciamo l'esempio in casa nostra per non parlare degli scandali che sono in circolazione. Mettiamo che il PD ha una certa risorsa X che destina per esempio per la campagna elettorale, cioè ogni anno mette da parte, mettiamo una certa somma perché bisogna arrivare alle elezioni politiche avendo le risorse per fare la campagna elettorale decisiva alle politiche. Ebbene, è inaccettabile che quel partito che mette da parte questi soldi li possa utilizzare in strumenti finanziari, che possa mettere i soldi investire in Tanzania, darli a un fondo, cioè sono lingotti, diamanti, si sono sentiti, cose di questo tipo. Una struttura che riceve, il partito è una struttura privata, ma se riceve un finanziamento pubblico, il percorso di questo finanziamento deve essere sempre pubblico, per cui al massimo può metterli in bot. La conclusione di questo percorso è che se un partito ha un avanzo torna allo Stato, se un partito si scioglie o confluisce in un altro, conferisce le sue risorse o i suoi debiti al partito che fonda, oppure se si scioglie ridà i soldi allo Stato, sono sempre pubblici, altrimenti si segue la strada del non finanziamento pubblico, che è la strada privata che ci espone. È la situazione americana, dove però, voi avete visto il film di Moore, quello sulla sanità? Ogni volta che intervistava un deputato o un senatore metteva in sovraimpressione i soldi che aveva preso e da quali società, cliniche, società farmaceutiche eccetera. Gli faceva domanda: ma lei è favorevole all'aumento della tassazione dei farmaci? Quello rispondeva, non sapeva che poi dopo l'avrebbe montato così: no, per me la tassazione dei farmaci non è possibile perché la povera gente ha bisogno, ha ricevuto 14 milioni di dollari dalla società farmaceutica X. Ecco, io credo che questa soluzione, a parte che abbiamo già avuto Berlusconi, ho visto che adesso Berlusconi propone una legge per togliere il finanziamento, bastano i finanziamenti privati, i nostri soci, adesso vuole prendere anche Montezemolo. Io credo che questa soluzione qui non sia esattamente quella che garantisce alle istanze più deboli della società di avere rappresentanza, penso che sia più svantaggiosa. Comunque di tutto questo si deve discutere, perché è chiaro che non è l'antipolitica che pone quella domanda, quella è una domanda seria che pongo io, che poniamo noi, cioè noi a quelli lì non gliela vogliamo far passare, perché siccome crediamo nella politica, mentre quelli usano questi casi per cercare di scoraggiare i cittadini a non fare politica. Alle porte del 25 aprile non possiamo non pensare al sentimento di indifferenza che ormai sta dilagando nel nostro paese. Le parole di Gramsci risuonano estremamente attuali. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza è apolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò di cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che si rivela all'intelligenza e alla strozza. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Questo clima di antipolitica e qualunquismo, questo clima di antipolitica e qualunquismo è un fatto sicuramente pericoloso. Come ce ne possiamo liberare? Ma soprattutto esistono i partigiani del 2012 nel senso gramsciano del termine? Io ovviamente non c'ero il 25 aprile del 1945, c'erano i miei genitori e io penso che noi siamo debitori nei confronti di coloro
che hanno lottato per la libertà, e che la storia di una comunità sia anche il passaggio di un testimone. Coloro che guardano al passato senza rispetto e senza deferenza non sono degli innovatori, sono delle persone che cercano di sradicare una cultura da una storia comune. Io credo che il compito delle generazioni successive, semmai, è cercare di trovare le radici condivise, le motivazioni che si intrecciano. I nostri genitori, i vostri nonni, hanno fatto la resistenza insieme, hanno dato vita a questo Stato democratico che non c'era, non è venuto per un regalo, è venuto perché delle persone lo hanno sudato. Poi si sono divisi, i cattolici, i comunisti, i socialisti. Io penso che il compito delle nostre generazioni sia quello di raccogliere questo testimone e semmai intrecciare le motivazioni migliori che hanno portato loro a quella lotta e a quel successo e cercare oggi di rafforzare i legami comuni che ci sono. Questo io penso sia l'orizzonte del 25 aprile oggi, perché io penso che dobbiamo essere partigiani di un'idea di cambiamento possibile, dobbiamo essere partigiani di un'idea che il mondo si può cambiare. Guarda, tutti i segnali vanno in senso contrario e questa è la ragione per cui a me mi ribolle il sangue quando nella descrizione che alcuni fanno oggi, i partiti sono tutti uguali, mettere insieme quegli imbroglioni di Lusi, di Belsito, come se fossero la stessa Iltrota, come se fossero uguali a questi ragazzi che perdono il loro tempo per tentare di costruirsi una passione politica e sociale. Ma vi rendete conto di quale operazione culturale sta passando nel nostro paese? Invece la politica un'altra cosa, quando si dice ma difendete i partiti, io non li difendo i partiti. Ieri ho visto un sondaggio, i partiti hanno la fiducia al 2%, se mi avessero chiesto lei ha fiducia nei partiti? No, io non ho fiducia nei partiti, io ho fiducia nel mio partito, non ho fiducia nei partiti, perché la politica è capacità di prendere una posizione, poi io rispetto gli altri, questa è la partigianeria della politica, essere molto umili nella costruzione di un bene comune. Non dobbiamo avere la presunzione di dire io ho la verità e tu hai sbagliato. Però la partigianeria sta nel fatto che se uno non ha un'idea, non ha una passione, non ha un motivo per cui combattere e ha soltanto disincanto, discredito, sfiducia, è evidente che se avessero avuto questo avrebbero combattuto i nostri genitori e i tuoi nonni? No, lo hanno fatto perché pensavano che si poteva cambiare e ci sono riusciti, ci hanno regalato un mondo molto migliore di quello che loro hanno avuto e noi oggi rischiamo ai nostri figli di darne uno peggiore. Io credo che il 25 aprile è questo, passione, voglia di cambiare, coraggio, perché uno poi a un certo punto deve dire quello che pensa, ma grande rispetto verso quelli che sono i tuoi avversari. Ecco, io ho meno rispetto per quelli che stanno alla finestra, ne vedo gli interessi materiali a screditare tutto, perché non vogliono che cambi niente e si mettono lì a pontificare e avendo in mano gli strumenti di comunicazione cercano di mettere in circuito del veleno invece che del sangue. Per me il 25 aprile è questo, raccogliere questo testimone e fare la nostra battaglia da partigiani, il che non vuol dire avere un sentimento negativo verso chi non la pensa come noi, no, questo no, la partigianeria non è questo, la partigianeria è il coraggio di fare una scelta e di esporsi a fare questa scelta, di andare controcorrente se è necessario.
Abbiamo notato che l'Unità è stato il quotidiano che ha più parlato dell'incontro tra Bersani, Hollande e Gabriel, e questo incontro tra i progressisti può rappresentare una speranza per il futuro della sinistra e soprattutto per un nuovo rinascimento europeo della buona politica, come l'ha definita Bersani, così che possa suscitare negli italiani un sentimento di appartenenza all'Italia, ma soprattutto a un'Europa unita che combatte per un progetto comune? Sì, io ti ringrazio perché questo è stato veramente una delle cose, delle scelte più pensate che noi abbiamo fatto in queste ultime settimane. Noi abbiamo lanciato l'idea del manifesto di Parigi quando alcune fondazioni legate al PD, alla SPD tedesca, al Partito Socialista francese, hanno deciso di buttare giù questo testo, hanno organizzato e programmato questo incontro a cui hanno partecipato Hollande, Bersani, Gabriel, e io credo che da noi si discuteva se il PD doveva prepararsi ad andare al governo con la foto di Vasto, cioè con l'accordo con Sinistra e Libertà e l'IDV, oppure con Casini, oppure con la foto di Palazzo Chigi. Vi ricordate quell'immagine, l'incontro della nuova maggioranza, Alfano, Casini, Bersani? Ecco, noi volevamo dire questo, lasciamo perdere queste foto italiane, non sono decisive, la sinistra può candidarsi alla guida dell'Italia in accordo con le sinistre europee, soprattutto quelle dei maggiori paesi europei. C'è un ciclo elettorale che da oggi fino all'autunno dell'anno prossimo coinvolgerà i 3 maggiori paesi continentali, cioè Francia, Italia e Germania. Se le sinistre riusciranno ad avere un successo e a guidare i loro paesi, saranno chiamate a guidare i loro paesi, io credo che si aprirà una grande sfida. Sulla base di quell'alleanza io credo che la sinistra italiana, il centro-sinistra italiano, non faccio molta differenza con questi nomi perché secondo me il nominalismo con cui ci accaniamo a distinguere non mi sembra molto significativo. La sostanza è che l'area progressista può guidare solo l'Europa, l'Italia, solo in un contesto di mutamento dei grandi indirizzi di politica economica europea. Io credo che se oggi, intendo dire materialmente oggi, Bersani fosse il capo del governo italiano, difficilmente riuscirebbe a fare delle politiche molto diverse. Le compatibilità che impone l'Europa e il mercato sono così stringenti in termini ormai di politiche monetarie, di politiche finanziarie, di grandi scelte addirittura di politiche del lavoro, che è come una morsa. Io credo che le elezioni francesi, essendo la Francia un grande paese ed essendo Hollande, questo, come dicevano Andrea, questo insipido funzionario di partito che è stato per 8 anni segretario di un partito, quindi cosa può fare? Ebbene, questo signore ha messo in campo un programma di grande innovazione, mettendo gli investimenti ad esempio, rompendo lo schema di rigore e di austerità che sta strangolando l'Europa e soprattutto i paesi debitori come noi, perché qual è il meccanismo? Si riduce la presenza pubblica, si privatizza, licenziamenti, pensionamenti, allungare il tempo dei pensionamenti, riduzione dei salari, quello che avevo di ingresso. Il problema qual è? Bisogna curare il debito pubblico. L'effetto qual è? Il rapporto tra debito e PIL aumenta perché la recessione porta la ricchezza nazionale più bassa. Oggi, se prima i mercati ci punivano perché avevamo il debito troppo alto, oggi ci puniscono perché siamo un paese in recessione. Se questo è l'orizzonte delle politiche, è evidente che la massa critica dell'Italia da sola non è sufficiente per poter incidere e cambiare questa politica. Credo che dalla Francia, se Hollande vincerà,
si possa aprire una nuova stagione di politiche europee. Innanzitutto contesterà le politiche tedesche, vedremo che compromesso si raggiungerà, ma non è una posizione debole, perché gli Stati Uniti fanno il tifo perché Stati Uniti di Obama fanno il tifo perché vinca Hollande